Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con ilsussidiario.tv. È martedì 19 maggio 2026. Trump sospende il raid sull'Iran ma tiene alta la pressione. Forza e negoziato, nessun passo indietro. Venerdì scadono le accise sui carburanti. Salvini corre per evitare la stangata, con i tir pronti alla protesta. A Modena si torna a parlare di sicurezza e cittadinanza. Gli alibi non bastano più. La famiglia nel bosco divide magistratura e politica. 3 bambini, un'ispezione e Salvini all'attacco dell'ANM. Trump tratta con Xi da potenza sovrana. L'Europa rischia di restare ai margini. E il nucleare torna in agenda. Energia senza ideologia, perché senza energia non c'è crescita. Tutto questo nel TG di oggi. Restate con noi. Iran, Trump ferma il raid. Teheran, trattativa sì, resa no. Trump ferma l'attacco all'Iran, ma non abbassa la pressione su Teheran. Ha sospeso il raid dopo le richieste degli alleati del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. Il messaggio resta chiaro. L'opzione militare è pronta, il negoziato continua, il dossier nucleare non viene archiviato. È la linea del realismo. Non guerre infinite, non pacifismo da salotto, ma deterrenza. Trump tiene insieme petrolio, sicurezza regionale e trattativa. Ascolta chi teme l'incendio del Medio Oriente, ma non regala tempo a Teheran. La pace, per Washington, passa ancora dalla forza. Trattare sì, arretrare no. Carburanti, trattativa sulle accise. Salvini contro la stangata su gasolio e tir. Venerdì scade il taglio delle accise e il governo corre contro il tempo. Sul tavolo il dossier autotrasporto. I tir sono pronti alla protesta. Il rischio è un blocco con merci ferme, negozi vuoti, imprese in difficoltà. Salvini mette al centro chi lavora con il gasolio, camionisti, pendolari, aziende, famiglie. Serve una risposta credibile prima che il caro carburanti diventi un problema sociale. Per la Lega l'energia è un'emergenza nazionale. Borghi lo dice senza giri di parole. L'emergenza relativa all'energia è molto superiore a quella della difesa. Se l'Europa apre ai vincoli per le armi, deve farlo anche per bollette e benzina. Modena, basta alibi. Integrazione e sicurezza, le domande scomode. A Modena non basta rifugiarsi nel disagio psichico. Le condizioni dell'aggressore vanno valutate, certo, ma auto sulla folla, coltello, mail contro i cristiani, rancore identitario, sono segnali che la politica non può ignorare. Salvini pone il tema che la sinistra vorrebbe seppellire. Cittadinanza e permesso di soggiorno non sono automatismi, sono un patto di fiducia. Chi lo distrugge con reati gravissimi deve trovare uno Stato con strumenti adeguati. Non è propaganda chiedere sicurezza. Modena impone una domanda. Chi vive in Italia accetta davvero legge, convivenza e responsabilità? Famiglia sotto scorta. Magistratura contro politica. Chi pensa ai figli? La famiglia nel bosco diventa scontro tra magistratura e politica. L'ANM è preoccupata per l'ispezione al Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Salvini ribalta il tavolo. La vera domanda non è se l'ispezione dia fastidio ai magistrati, è cosa succede a 3 bambini allontanati da mamma e papà. Parole durissime. Preoccupati per il lavoro dei loro colleghi, non per la salute di quei 3 bambini strappati da mesi all'amore di mamma e papà. Vergognatevi. Il punto è valoriale prima che giudiziario. Lo Stato protegga i minori, ma quando entra nella vita di una famiglia deve spiegare tutto. I figli non sono fascicoli. Trump Xi, Europa spettatrice. 2 potenze decidono, Bruxelles guarda. Trump tratta con Xi da potenza sovrana. Commercio, tecnologia, investimenti, rotte globali. Stati Uniti e Cina discutono i dossier che decideranno i prossimi anni. L'Europa rischia di restare ai margini, prigioniera dei suoi regolamenti.
Washington usa forza economica e deterrenza. Pechino ragiona sul lungo periodo, occupa spazi, cerca varchi commerciali. Bruxelles è più rapida a scrivere vincoli che a difendere interessi. Il mondo lo governano le potenze che decidono, non le burocrazie che commentano. L'Europa deve smettere di essere terreno di conquista. Nucleare, adesso bastano. Fonti stabili, non slogan, l'agenda del centrodestra. Il nucleare sostenibile torna al centro dell'agenda. Non è un tecnicismo, è bollette più basse, industria competitiva, indipendenza energetica. La differenza tra un paese che produce e uno che dipende dalle crisi degli altri. Sinistra e 5 Stelle hanno detto no a tutto. Nucleare, TAP, infrastrutture strategiche. Poi scoprono il caro energia e invocano sovranità. Borghi è diretto. Il M5S non è la soluzione per l'energia, anzi, è parte del problema. Servono fonti stabili, investimenti e coraggio politico. Senza energia non c'è crescita e senza crescita non c'è libertà. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv presenta gli approfondimenti di oggi. Modena, il disagio non spiega tutto. Il patto civile che nessuno vuole nominare, Giorgio Laici sul sussidiario.net mette il dito nella piaga. Modena non può essere archiviata come cronaca nera né chiusa nel disagio psichico. Il disagio va accertato, ma non può diventare il paravento per nascondere il resto. L'auto sui pedoni, il coltello, il rancore, le domande sull'integrazione. Laici lo dice chiaramente. Denunciare i fatti non è sciacallaggio. Il punto non è criminalizzare comunità intere, è un altro. Chi vive in Italia accetta il patto civile che regge la convivenza? Accetta legge, lingua, identità, responsabilità. Laici ricorda che lo Stato non può rinunciare alla sua responsabilità sulla sicurezza. La politica non rimuova, non anestetizzi. I poteri dello Stato servono a difendere cittadini e convivenza. Europa fuori gioco nel mondo. L'Unione non vede il suo potenziale. Carlo Pelanda, sul sussidiario.net, legge il confronto Trump-Xi come competizione permanente tra potenze. Una cooperazione intrabellica in cui collaborano quando conviene, ma si contendono tecnologia, commercio ed energia. La metafora è efficace. Trump gioca a scacchi, cerca mosse rapide. Xi gioca a Go, conquista spazi sul lungo periodo. L'Europa? USA e Cina ne vedono il potenziale meglio degli europei stessi. Bruxelles ha peso economico e mercato, ma non agisce di conseguenza. Gli Stati Uniti difendono il proprio interesse. La Cina domina gli spazi liberi. L'Europa rischia di fare la comparsa. Pelanda lo collega all'energia. Se Bruxelles non usa la propria forza, saranno altri a usarla contro di noi. E con questo si chiude l'edizione di oggi del TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv. Buona giornata sulle onde di Radio Libertà e appuntamento a domani. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il